Ciao a tutti dal Friuli Venezia Giulia, dove lunedì pomeriggio è stata approvata una legge sul reddito di cittadinanza, una legge che abbiamo voluto fortemente in questi 2 anni di legislatura, chiedendo con un ordine del giorno che venisse attuata già nell'agosto del 2013, ordine del giorno che poi è stato bocciato dalla Giunta Serracchiani. Noi non ci siamo demoralizzati, abbiamo continuato a insistere, abbiamo portato in Consiglio una proposta di legge scritta anche grazie ai nostri attivisti e ai metodi di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle, e nel luglio 2014 siamo riusciti a far accogliere quello che era il nostro secondo ordine del giorno in tal senso dalla Giunta Serracchiani, che si era impegnata ad attivare misure per il sostegno al reddito. Questo impegno è stato fatto da noi rispettare proprio con la legge approvata lunedì. È una legge secondo noi importante, che segna un passo in avanti per il welfare della nostra regione, ma che grazie anche a tutti gli emendamenti che sono stati accolti non è una legge di mero assistenzialismo, così come viene ormai riconosciuto da tutti quanti. È una legge che comunque chiede l'impegno e la disponibilità a espletare quelle che sono le attività utili alla collettività da parte dei beneficiari. Siamo riusciti a inserire anche un importante emendamento che riguarda la dispersione scolastica di quei nuclei familiari che hanno anche dei figli minori a carico e che devono impegnarsi a mandarli regolarmente a scuola. Noi vi salutiamo, continueremo con le nostre battaglie dal Friuli Venezia Giulia e buona giornata a tutti.